Bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro punto, la nostra trasmissione, il nostro approfondimento del fine settimana. Oggi puntata ricchissima ma monotematica, perché parleremo del Movimento 5 Stelle in tutte le sue sfaccettature, quello che è successo in passato, nel presente, quello che succederà nel futuro. Che futuro avrà questo Movimento 5 Stelle dopo l'Assemblea Costituente la scorsa settimana, con tutti i risvolti. Poi ovviamente si rivoterà, Grillo insomma vuole ritornare a votare, Conte ha accettato insomma di ritornare a votare, lui è il garante. Insomma, adesso spiegheremo poi durante la nostra trasmissione. Movimento 5 Stelle, avremo immagini, interviste esclusive, dati esclusivi attraverso l'Istituto Piepoli, che ha esaminato un po' quello che è attualmente il Movimento 5 Stelle per il suo elettorato. Insomma, ricchissima puntata come sempre, ma prima, l'anteprima, scusate il gioco di parole, la facciamo con Totò Calì per raccontare quello che è successo questa settimana. Ciao Totò! Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mi sono vestito sobrio. Perché? Per il funerale che state facendo ai 5 Stelle. Ah, ma questa già è una presa di posizione, non si può, ti devo ammonire. No, io non prendo posizione. Ti devo ammonire, noi dobbiamo essere equidistanti, il nostro ruolo ce lo impone. Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Dai, prima vignetta, la settimana di Totò, come comincia? Prima vignetta. Come comincia? Allora. Eccola qua, la vediamo anche in studio, così la vedono anche i nostri ospiti. Cominciare se non con l'opera d'arte di Cattelan, venduta bellissima più di questa 6 storia milioni dell'opera di euro. d'arte di Cattelan, è stupenda. La banana. La banana. Ci ho comprato questa banana per 6,2 milioni di dollari. Quella è Eva che dice: a me la mela è costata l'ira di Dio, quindi insomma mi pare giusto. non mi stupisco. Tra l'altro il tycoon che l'ha comprata se l'è pure mangiata. Quindi, sì, questo ho fatto la vignetta. Oggi siamo velocissimi, oggi dobbiamo essere velocissimi. Prossima vignetta. Allora, nuove ossessioni, anche purtroppo possiamo dire, insomma, chirurgia estetica e guerra. Mi piacerebbe avere il naso all'insù, e allora alza la testa che sta arrivando un missile. Guarda, tu guardi uniamo due temi, due tragedie, la guerra, insomma la chirurgia estetica, questa buon mercato sui social. Il narcisistico di sentirsi più bene. Prossima vignetta. Allora, qua ci siamo, arriveremo ai 5 Stelle. Questo qua è, insomma, non è passato. Questo è il gioco dei pacchi di Salvini, la RAI. La legge è passata la legge per levare il canone RAI, no? Non è passata. Salvini. Non è passata, e quindi Salvini apre il pacco. Apre il pacco, come... Questo è quello che gli dicono, la sorpresa. Questo no? è quello che pacco che blu o pacco rosso, pacco blu. Pacco blu. Prossima. Pacco giallo in questo caso. Ecco qui. Arriviamo ai 5 Stelle. Vediamo la vignetta dei 5 Questo Stelle. Questo è Conte che dice: Beppe Grillo lo apriremo come una scatoletta di tonno. Eccola qua, è così, è richiama finita. Come il famoso Parlamento, insomma, non mi sembra che sia finita poi così. Vabbè, andiamo avanti. Lui risponde. Beppe Grillo. Insomma, l'ultimo show. È l'ultimo show. Nel senso di show. Vada via. Vada via. Abbiamo l'ultima forse. E poi c'è l'ultima, sempre qui c'è Conte, Beppe Grillo, la controffensiva sui social. Mannaggia, questo è Conte, mi ha bloccato su Facebook. Come stata questa grande rivoluzione, la rivoluzione dei social. Totò, qua ridono, qua c'è Giancarlo Cancelleri, Antonio Condorelli, Mario Barretti. E siamo qua per questo. Siamo qua per questo, lo show, tra un po' inizia lo show. Grazie Totò, ci vediamo la prossima settimana. Non ti dico cosa c'è la prossima settimana, te lo dirò poi, perché penso che se ti dico il tema comincerai a disegnare ore e finirai sabato prossimo, quindi insomma non te lo dico. No. Sono due personaggioni politici ovviamente. Immagino, ecco, sempre dissacrante. Ciao Totò. Buon fine settimana. Buona giornata e buona continuazione. Allora, sigla e poi entreremo nel vivo di questa nuova puntata del Punto. E allora ben trovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, con il nostro approfondimento, il punto oggi dedicato al Movimento 5 Stelle, tra Conte e Grillo, il Movimento 5 Stelle che futuro avrà dopo la Costituente. E allora noi insomma ci siamo interrogati, abbiamo chiesto a chi c'era, a chi c'è, a chi non c'è più, a chi vuole esserci, insomma che futuro avrà questo Movimento 5 Stelle. Nella prima parte della nostra trasmissione ci ha raggiunto in studio Giancarlo Cancelleri, già vice ministro dei trasporti del Movimento 5 Stelle nel Conte
bis e poi nel governo Draghi, sottosegretario. Nel governo Draghi. Quindi insomma grande esperienza, grande volto del Movimento 5 Stelle per quasi 12 anni, più o meno è quello, insomma, primo candidato alla regione del Movimento 5 Stelle, quindi insomma ha sfiorato anche l'elezione nella sua seconda ricandidatura contro Musumeci, insomma certamente uno che sa come funziona, almeno come ha funzionato fino a un certo punto il Movimento 5 Stelle e quali sono stati i suoi principi ispiratori. C'è Antonio Condorelli con noi, in collegamento dovrebbe esserci anche Mario Barresi, vediamo se lo vedo. Eccolo qua, ciao Mario. Buon pomeriggio. Hai visto chi c'è in studio, Mario? Quanto abbiamo raccontato di Giancarlo Cancelleri? Quante volte abbiamo litigato con Giancarlo Cancelleri? Vuol dire che fate bene il vostro lavoro, se ci fate litigare. Allora, Cancelleri, che è successo? Che è questo il Movimento 5 Stelle, quello che caccia Grillo, non gli fa fare più il garante, dice non ci serve più un garante. È questo, diciamo, quello che conosce lei, il Movimento 5 Stelle? Guarda, la scena dell'altro giorno in cui Conte ha detto abbiamo raggiunto il quorum e il quesito sull'eliminazione del garante, ha usato proprio questa parola, eliminazione del garante, è passato ed è stato approvato. La gente è alzata in piedi e ha applaudito. Guarda, quella scena a me ha fatto molta tristezza, devo dirti, perché cancellare con un voto, fra l'altro di persone che probabilmente non sanno neanche chi è Beppe Grillo e cosa ha significato per il movimento, con un colpo di spugna cancellare la storia, chi lo ha fondato, chi l'ha ideato, chi all'inizio, quando non si prendeva neanche un voto, quando si prendevano i previsti telefonici, i cosiddetti gli 0, qualcosa di percentuali nelle elezioni comunali, si è sempre preso la responsabilità di un progetto che non riusciva a decollare. Poi è riuscito a decollare perché tanto lavoro, tante buone idee, tanti buoni fatti raccontati e non solo, poi anche eseguiti, hanno dato alla rappresentazione plastica alle persone che questa era un'alternativa valida ai partiti. Allora, e oggi si cancella e si è cancellato Grillo. È stata secondo me una profonda ingiustizia. Loro non vogliono più Grillo all'interno del movimento, ma lasciassero allora a Grillo il movimento e quel logo vuoto, ormai morente. Grillo ha richiamato a sé il diritto all'estinzione, fateglielo estinguere questo partito. Conte, se ha il coraggio, fondi un suo partito e si mette a lavorare con tutte le persone. Allora, Cancelleri, guardi, noi ci siamo stati a Nova, che è l'assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, quella con Conte, insomma, sul palco, quella delle votazioni di cui parlava lei. Ci siamo stati con, tra l'altro, un suo concittadino, anzi di provincia, che è il nostro Gerry Italia. Abbiamo delle immagini, delle interviste esclusive e un racconto con l'occhio dei siciliani che le mostriamo e poi lo commentiamo insieme. Anche c'è quel boato contro Grillo, insomma, che non è piaciuto anche ad alcuni suoi ex compagni di partito. Vediamo il servizio. Quorum e permettetemi, è una soddisfazione per tutti, ma soprattutto è la vittoria di chi ha deciso di decidere. Il quorum è stato raggiunto, il 61% degli iscritti ha votato per modificare lo statuto del movimento. Tra le decisioni storiche l'eliminazione del ruolo del garante, che segna l'uscita di scena di Beppe Grillo, e la revisione del limite dei 2 mandati. Ruolo del garante. Eliminazione del ruolo del garante. Favorevoli 63,24%. L'assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha votato per l'eliminazione del ruolo del garante. Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, non avrà più dunque nessun potere. Gli iscritti hanno optato per l'opzione più radicale, preferendola a quella più soft per titolo onorifico del mandato a tempo. Via libera anche alla modifica della regola dei 2 mandati. Sono passate con più del 50% dei voti tutte le opzioni di revisione della regola, tra cui l'elevazione del limite a 3 mandati e la deroga alla candidatura a sindaco e a presidente di regione.
Il movimento sceglie la sua collocazione politica, progressisti indipendenti. Quanto alle alleanze, queste saranno possibili solo in presenza di precisi accordi programmatici. Un cambio di passo che segna una distanza dai tradizionali schemi del Movimento 5 Stelle, ma anche un avvicinamento strategico ad altre forze politiche. Nuova ha contribuito a polarizzare lo scontro tra Conte e Grillo. In Sicilia, Contiano Di Ferro è sicuramente il vicepresidente dell'Ars, Nuccio Di Paola, che esulta per i risultati ottenuti. La strada l'abbiamo sempre percorsa ed è sempre aperta, quella di costruire intanto il fronte alternativo a Schifani, a chi sta governando la regione. Su questo non mi sono mai fermato e continuerò spendendo ogni goccia di sudore insieme a tutta una squadra cittadina, a tutta una squadra territoriale, a tutta una squadra siciliana che con forza in questi 2 anni e mezzo deve costruire un gruppo capace di governare la Sicilia. Giuseppe Conte rafforza la sua leadership, ma Beppe Grillo non molla. Chiede una ripetizione del voto per i punti che toccano le sue prerogative. Il Movimento 5 Stelle va perciò verso una nuova consultazione per voltare definitivamente pagina. Cancelleri, insomma, da dove partire? Mandati, 2 mandati, il limite dei 2 mandati, che è quello che poi praticamente l'ha fatta fuori di fatto dal movimento. L'alleanze, né di destra né di sinistra, era uno slogan del movimento, non staremo né con gli uni né con gli altri. Mi pare che questo è stato archiviato, non è più, non sono né di destra né di sinistra, a me sono di sinistra, punto. Cioè stanno solo da quel lato. Indipendenti, progressisti, cosa si chiama? Vedi, le parole servono a, se mi passi il termine, a rincoglionire le persone che non li capiscono, perché è una grande bugia. La realtà delle cose è che Conte ha già scelto che il campo nel quale lui rimane è quello del centrosinistra, non si schioda da lì. Ovviamente, quindi dire indipendenti progressisti indipendenti non significa assolutamente nulla. Cosa farà? Farà le elezioni, fra l'altro cioè le alleanze di volta in volta. Beh, questa cosa lascia il tempo che trova. Dove capirà che vuol fare un'alleanza la fa, dove capirà che non la vuole fare perché non gli conviene non la fa. Ma mi pare che ha funzionato così fino ad oggi. In Sicilia sbaraccano l'alleanza il giorno prima di presentare le liste, in Umbria e in Emilia Romagna fanno invece l'alleanza. Prendono meno voti della lista del presidente, di una lista civica raffazzonata fatta all'ultimo minuto dai presidenti di regione, e si ammantano praticamente di quella grande vittoria. Sono diventati ovviamente influenti, io ogni tanto li prendo in giro su Facebook, poi mi diverto perché poi mi riempiono di parolacce nei commenti e tutto quanto. Lo shitstorm, che è quello, diciamo, che ha caratterizzato. Sono stato uno di quelli che in maniera antesignana ha praticamente collaudato il format del militante grillino, che quando mi ritrovo contro mi viene solo da ridere. Cioè, io a qualcuno ogni tanto rispondo, ma la verità delle cose è che basta scrivere siete evaporati senza dire chi, ma già loro capiscono che è rivolta a loro, e quindi subito ecco, la verità è questo, cioè sono evaporati davvero nei voti, perché prendevano percentuali che comunque potevano andare ben oltre anche il 10%, e tu vedrai, e questo io lo dicevo per esempio con Barresi l'ultima volta che ci eravamo sentiti prima delle europee, facendo il nostro toto diciamo voti personale, io gli dicevo guarda che il Movimento 5 Stelle in questo momento i sondaggi lo stanno dando fra il 15 e il 16%, e il Movimento 5 Stelle non arriverà neanche al 10%. Perché? Per prendere il 15-16 significa che in Sicilia dovrebbe essere al 30%, perché viene da sé, i voti sono al sud, per cui se devi prendere il 15 con il 2% in Lombardia devi prendere il 30%. Però, Cancelleri, faccio una domanda. E avevo ragione io, perché poi alla fine hanno preso il 9% alle europee. Sento però un po' di... Allora, io non capisco se lei sta parlando però da come dire, attivista amareggiato o da esponente politico di altre forze, diciamo, questo è il... Ma guarda, amareggiato... Cioè, sento molta... Allora, bisogna dire una cosa, vedi, molte di quelle facce che hanno inquadrato in questo filmato, quando nel 2012 io aspettavo Grillo che arrivava dalla notata, quando nel 2007 abbiamo cominciato il V-Day e abbiamo raccolto in un giorno 350.000 firme
per dire che ci doveva essere il limite dei 2 mandati, quello che poi Conte con 350 persone al Palazzo dei Congressi invece ha eliminato. Capisci la proporzione incredibile che c'era fra 350.000 persone che hanno firmato in un giorno e 350 persone dentro un teatro chiusi come i topi perché fuori ormai non ci possono più stare. Allora il tema è semplicemente questo: quelle persone, quando noi nel 2007 al freddo e al gelo raccoglievamo quelle firme, quelle persone lì neanche sapevano cosa era il Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente dell'Ars, l'onorevole Nuccio Di Paola, nel 2007 chissà dov'era, in quale campo di bocce andava a giocare. E questo è il tema. Allora, c'è un po' di amarezza nelle mie parole? Sì, perché noi eravamo quelli che quando ci tagliavamo lo stipendio, e ce lo tagliavamo per davvero, perché il sottoscritto che avete davanti, potete dirmi che sono stato uno stupido o meno, ma io ci ho creduto, io ho restituito ai progetti del Movimento 5 Stelle €500.000, ma non lo dice Giancarlo, perché sarebbe banale che io lo dicessi di me. Lo dicono i miei bonifici che pubblicavo mese per mese, e vi ricordo che ogni volta che noi ritardavamo di un giorno voi ci facevate i titoli in prima pagina, il movimento si tiene tutto. Oggi che non restituiscono più nulla, che si intascano tutto il malloppo e non restituiscono neanche €1, avevano detto che avrebbero restituito gli aumenti Istat, andò Nuccio Di Paola da Giletti a dire ogni mese i nostri €10.000 li doneremo ad una causa che sceglieranno i cittadini. I cittadini non hanno scelto mai nulla e quei €10.000 se li sono messi in tasca insieme a tutto il resto dei €10.000 che prendono di indennità ogni mese. Questa è la verità delle cose. Quindi quando lei mi dice è amareggiato, sì, ma non perché io ho restituito i soldi, ma perché hanno preso un modus operandi che li rendeva diversi, l'hanno preso e l'hanno buttato nel cesso. E in una cosa hanno ragione: continuano a non essere a essere diversi dagli altri, semplicemente per un motivo, perché sono peggio degli altri, e questa è la verità. Mario Barresi e Antonio Condorelli. Allora Luca, siccome per la traversata di Grillo sullo stretto c'ero io e ricordo anche il freddo e l'acqua che abbiamo preso e il movimento l'ho conosciuto sin dall'inizio. C'è però un punto di caduto in quello che dice Giancarlo, che riguarda anche la sua storia personale. Cioè, se a un certo punto, quando probabilmente poteva essere anche il candidato più competitivo del campo progressista, gli avessero concesso la deroga sui 2 mandati, probabilmente oggi non parlerebbe così. Quindi la sollecitazione, la provocazione è: quanto rode adesso a Cancelleri il fatto che proprio adesso che non c'è più si è riaperta la maglia del limite dei 2 mandati, e probabilmente chi è arrivato dopo di lui potrà nuovamente candidarsi, mentre lui, che era il leader carismatico all'epoca del movimento, non ha potuto più fare niente, quando possibilmente era un momento in cui aveva anche un consenso personale che andava oltre quello del movimento. C'era il migliore tra chi scegliere. Cancelleri. Allora, se mi permette Barresi, la domanda non è questa, la domanda è un'altra. Farebbe oggi parte, lui mi dovrebbe domandare questo, farebbe oggi parte Cancelleri di un movimento che dice di non volere le leggi per gli amici? Quanto rode il fatto che adesso ti rispondo. Allora, se mi stai dicendo ti rode non far parte di un movimento che parla della legge contro gli amichetti, però poi dà i soldi agli amichetti, vedi per esempio Walter Miccichè, amico di Nuccio Di Paola di vecchia data, e che Nuccio Di Paola gli dà i €5.000, alla faccia di Auteri che li dava alle associazioni amiche sue, alla faccia di altri che finanziavano i sindaci amici del partito. Ma non mi pare che sia molto diverso quello che ha fatto Nuccio Di Paola, e non lo dico io, lo leggo sul vostro giornale da approfondimenti e indagini che fate voi, e meno male che li fate, perché altrimenti passerebbero loro che con una mano prendono e con l'altra sventolano le leggi che hanno presentato contro gli altri, perché noi eravamo diversi quando c'eravamo noi. Quindi se ti dico mi rode non far parte di questo movimento, no, non mi rode proprio, perché caro Mario, e perdonatemi la frase, ma mi fa veramente schifo questo movimento di oggi, perché purtroppo continuano a fare le cose veramente uguali agli altri, però ammantandosi di quelli che dovrebbero risolvere i problemi. Cioè, a voi sul giornale vi dice basta amichettismi, e poi però voi lo andate a sbugiardare nel frattempo che danno soldi alle associazioni dove si fanno le foto insieme. Il Gilistro di Siracusa, il deputato di Siracusa che fa il consulente
scientifico per un'associazione, e che mondo il consulente scientifico viene pagato da un'associazione proprio per un tema, è un professionista molto serio, e questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere, è una persona per benissimo sicuramente, però sta di fatto che poi quando c'è da dividersi la torta gli ha fatto avere i soldi a questa associazione per la quale fa il consulente scientifico. Mi pare di poter dire che il gran caso che è nato su Auteri dovrebbe, avete fatto bene a tirarlo fuori, perché purtroppo così fanno tutti. All'epoca, quando c'ero io, la famosa tabella H di Crocetta che abbiamo contribuito a smantellare, noi come l'abbiamo smantellata? Innanzitutto abbiamo denunciato questo modo di fare le cose che davano i soldi agli amici e agli amici degli amici, ma noi di quei soldi non abbiamo utilizzati mai un euro, perché quando i soldi sono sporchi e tu li definisci tali non li devi toccare, altrimenti t'allordi pure tu, se mi passi il termine poco italiano e molto dialettale. Questa è la storia. Invece loro hanno pensato di mettersi un paio di guanti pensando che toccando la merda non si sarebbero sporcati, ma purtroppo il tanfo gli è rimasto addosso. Fino a questo momento abbiamo ascoltato Giancarlo Cancelleri, che tutti abbiamo conosciuto, che tutti abbiamo seguito, quindi il politico intransigente, anzi oserei dire il grillino intransigente, battagliero, però c'è un momento che segna un punto in questo percorso importante, ed è quell'ingresso in quella sala bandita da Forza Italia, sì, nella quale lei entra come ospite. Dopo aver criticato a lungo Marcello Dell'Utri, è inutile ripetere quali erano i termini e i toni. Ecco, com'è possibile tutto questo nella stessa persona? Ma guarda, io ti racconto come sono andate le cose, perché poi non mi devo nascondere dietro nulla e non devo trovare giustificazioni alle mie azioni. Io le ho fatte da libero cittadino, fra l'altro non avevo debiti elettorali con nessuno, perché io avevo finito i miei mandati, quindi ero una persona non candidata, senza ruolo e senza niente. In quel partito? No, anche in quel momento non ero candidato a nulla e non avevo nessuna carica, non è che ho cambiato casacca, ecco, questo ti voglio dire. Ecco, diciamo, cioè non mi sono portati i voti del Movimento 5 Stelle, okay. All'epoca dei fatti prendo una decisione, la prendo per me e per me stesso. E io ero a Catania, è venuto il presidente Schifani e mi ha detto: guarda, io avevo appena fatto un'intervista con il Quotidiano di Sicilia, con Accursio Sabella, che all'epoca lavorava lì, dicendo che mollavo il movimento per una serie di questioni che non lo vedevo più come una cosa mia. E il presidente Schifani mi ha detto: guarda, è un peccato che io ti ho seguito quando hai fatto il viceministro, secondo me l'hai fatto bene, hai difeso la Sicilia, i siciliani, io ti vorrei dare la possibilità di poter continuare a dare un contributo. Presidente, io sono a disposizione, quando vuoi dimmi. Devo dire che, ma più per mia mancanza, perché io poi mi sono sposato, sono nati i miei figli, adesso ho 2 gemelli, Francesco e Lorenzo di 8 mesi e mezzo, per cui io mi sono inabissato a fare il papà, ed è la cosa più bella del mondo, più meravigliosa. In questo momento sto cercando veramente di fare il massimo, è una grande sfida, quella molto più grande della politica. Ma come campa? No, lavoro per un'azienda privata, io vivo del mio lavoro, e mia moglie ha il suo lavoro e quindi viviamo del nostro lavoro senza problemi. Io non mi sono riuscito a impegnare mai con Forza Italia, se non qualche riunione alla quale ho partecipato, ma non sono mai riuscito a fare nulla, per cui ogni tanto qualcuno mi dice: ma cosa è successo con il Presidente? Ogni tanto ci sentiamo, ma la realtà delle cose è che io non ho avuto ancora tempo e non ho tempo in questo momento per poter fare assolutamente nulla, per cui la cosa è andata scemando. L'altro giorno ci siamo... Scusa Luca, vai Mario, e poi dobbiamo... nessuno ha smentito un retroscena che abbiamo pubblicato qualche tempo fa, e ci stavo arrivando Mario, di un corteggiamento con un altro esponente politico, Raffaele Lombardo. Abbiamo scritto di un caffè in un bar di Vietnè a Catania, in cui c'era Giancarlo Cancelleri e altri 2 suoi amici, in compagnia di un signore con i baffi che ha fatto il presidente della regione e che adesso è il leader del movimento per l'autonomia. Allora, c'è qualcosa di vero? Assolutamente sì, stiamo ragionando. Si è ingelosito di questo caffè? O non gliene frega niente? Chi? A Schifani. Col Presidente in maniera molto matura ci siamo, come dire, congedati. Io gli ho detto che non avevo tempo e che per cui lo ringraziavo per l'affetto, per la stima, e che continua a esserci e c'è, la mia nei suoi confronti, ovviamente la sua nei miei, perché la cosa è reciproca. Però andiamo avanti, insomma,
quella con la chiacchierata con Raffaele Lombardo, con il progetto che c'è in questo momento in piedi anche di costruzione di un nuovo soggetto politico con Roberto Lagalla, fra la fine di quest'anno, quindi dicembre, questo mese, e l'inizio dell'anno prossimo, quindi il mese di gennaio, è una cosa alla quale ti devo dire che stiamo lavorando, e stiamo lavorando con tanti amici e stiamo vedendo se riusciamo a mettere in piedi qualche cosa che possa comunque davvero rilanciare. Che certo però è anni luce distante da quel movimento, onestà, restituiamo i soldi, uno vale uno, eccetera, eccetera. Vedi, le cose cambiano, non c'è dubbio che sono cambiato pure io. Churchill diceva che se non sei disposto a cambiare idea non sei disposto a cambiare nulla. Io non ho mai fatto, sono stato un grillino della prima ora che nel 2012 diceva no al ponte, poi però quando ho fatto il sottosegretario alle infrastrutture sono diventato uno dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle, anche facendomi criticare dagli stessi del mio partito. Gli insulti. Sì, però esatto. io sono convinto che 15 anni fa si diceva prima bisogna fare le altre cose e poi facciamo il ponte, in 15 anni qualche cosa si è fatto. Devo dire che anche col mio lavoro sono arrivati 20 miliardi di euro per fare autostrade, per rimettere a posto quelle esistenti e costruirne di nuove, per fare le ferrovie, per mettere a posto quelle esistenti e per costruirne di nuove. Dico, si può cominciare a parlare di ponte adesso che abbiamo messo a regime questi soldi per costruire delle nuove cose? Se nel frattempo la gente mi viene a dire prima del ponte dobbiamo fare l'ultima strada poderale della Sicilia, allora vuol dire che questo è benaltrismo, e significa praticamente che tu non vuoi fare nulla, che vuoi continuare a tenerti la Sicilia così com'è, con i voli a 500 euro per fare andata e ritorno da Milano, e ti vuoi continuare a lamentare mettendo alla anche la regione, quando praticamente, visto che i voli costano una marea di soldi, mette a disposizione i treni per fare scendere pendolari, perché i voli sono troppo cari, il treno fa schifo perché ci hanno preso per del bestiame e ci mettono lì sopra. Allora ditevi voi come uno di Milano dovrebbe venire in Sicilia, cosa deve fare la regione? Il presidente della regione forse gli consiglierò di prendersi un van e di andarli a prendere tutti a casa uno per uno. Hanno messo il treno, quello del 21. Allora dobbiamo chiudere questa prima parte. Cancelleri, grazie per essere stato con noi, l'ho visto bello animato, quindi insomma la inviterò nuovamente anche per commentare quello che sta succedendo nella nostra politica. Io ti devo dire la verità. Ma chi ricandiderà, Luca? C'è in programma una ricandidatura da qui a poco, visto che ormai liberi tutti, non ci sono limiti, non ci sono mandati, ce lo ritroveremo nella scheda elettorale prima o poi. Ma ha detto mai limiti alla proprietà? Ho fatto un'intervista con Live Sicilia l'altro giorno, dovevo farla con Condorelli, poi alla fine mi hanno rifilato Salvo Cataldo, però, che affettuosamente saluto perché è stato davvero molto bello farsi la chiacchierata con lui. Che ha detto? E l'ho detto, io alle prossime regionali voglio esserci perché ci ho sempre messo la faccia, mi pare che nessuno può smentire questa cosa, e ce la voglio rimettere di nuovo, mettendo al giudizio, diciamo, dei cittadini siciliani quello che pensano di me, al di là del fatto che ero nel movimento, che me ne sono andato e tutto quanto, perché io credo che la storia delle persone la facciano i fatti che personalmente si sono messi in piedi, e io onestamente credo di averne fatte qualcuno di buono. Poi magari come dire, Cumangia fa mudrichi, quindi di errori ne avrò fatti. Grazie Giancarlo Cancelleri, abbiamo chiuso. Abbiamo finito, vabbè. Abbiamo finito. Oggi tra l'altro abbiamo tempi strettissimi. Io volevo dirti solo una cosa, mi sarebbe piaciuto oggi, invece di fare questo cambio, potermi in maniera confrontare con Nuccio Di Paola, che però so che non ha voluto confrontarsi con me perché io non ricopro ruoli istituzionali. Allora, glielo chiederemo, visto e considerato che la ragione in questo modo, se dovessi ragionare come lui, questo confronto non lo faremo mai, perché magari la prossima volta io forse magari potrei anche farcela, lui sicuramente non ce la farà. Agguerritissimo Cancelleri, e sorridono qua i miei colleghi. Pubblicità, poi torniamo subito dopo con Nuccio Di Paola, coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle. Rientriamo in diretta all'interno della nostra trasmissione. Il punto di oggi dedicata interamente al Movimento 5 Stelle. Abbiamo ascoltato nella prima parte Giancarlo Cancelleri, ex volto del Movimento 5 Stelle, tra i fondatori del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Adesso do il benvenuto a Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, deputato regionale al secondo mandato. Insomma, anche lui grande esperienza in questo mondo pentastellato. Restano con me i colleghi Antonio Condorelli e Mario Barresi. Allora, Di Paola, ha sentito dietro le quinte cosa ha detto Cancelleri anche su di lei?
studi nel passaggio di testimoni hai visto che si salutavano Cancelleri e Di Paolo. Sì, si sono salutati, l'abbiamo anche ripresi. Quindi, intanto grazie dell'invito, Luca. Dico, ma in base a che ruolo l'avete invitato qui in trasmissione? Come ex grillino, penso. Come ex grillino. Ok, dico, se lo avete invitato come ex grillino sono contento, anzi sono contentissimo, e chi ha ascoltato credo che andrà a votare con più forza il 5 e l'8 dicembre, perché se poi ad attaccarci devono essere, perché poi succede sempre questo, chi ci attacca è chi ha abbandonato il Movimento 5 Stelle, e mi dispiace ma non posso come dire, accettare e manco rispondere ad eventuali lezioni che può dare chi per anni ha attaccato Forza Italia e poi è andata all'interno di quel partito. Quindi chi si è seduto qua è una persona, a mio modo di vedere, che dal punto di vista politico oggi è nettamente poco credibile. Allora, le faccio ascoltare, intanto lei ovviamente l'abbiamo visto nel servizio di poco fa, ha partecipato alla Costituente, uno dei promotori di questa Costituente, c'è stato, diciamo, anche tra gli ex del Movimento 5 Stelle, gli ex grillini, qualche dubbio, no, su questa fase. Io ho chiesto al presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigliuto, di testare un po' l'umore dell'elettorato 5 Stelle dopo la Costituente. Questo è quello che è venuto fuori con dati, secondo me, anche interessanti. Poi li commentiamo insieme. Per capire come uscirà il Movimento 5 Stelle dall'assemblea della settimana passata probabilmente servirà del tempo. Quello che però possiamo già dire è che esce fuori un Movimento 5 Stelle decisamente Conte-centrico. Abbiamo chiesto agli elettori di quel partito come esca il movimento da quell'assemblea. Esce rafforzato per la maggioranza dei propri elettori, che si rivedono in questo nuovo posizionamento progressista. Addirittura la maggioranza degli attuali elettori del Movimento 5 Stelle dicono: io ho anche più voglia di prima di andare a votare il Movimento 5 Stelle. Ma forse il dato che sorprende di più è il dato della fiducia dei due contendenti, diciamola così, perché Giuseppe Conte, il leader del movimento, è gradito da più di 8 elettori su 10 tra gli elettori pentastellati, quindi davvero un plebiscito tra i leader di partito, e uno dei leader più graditi dalle proprie basi, mentre a gradire la figura di Beppe Grillo è solo il 14% degli elettori del 5 Stelle. Insomma, se c'è una base che ancora vuole bene a Beppe Grillo, è una base che ha già smesso di votare 5 Stelle. Allora, i numeri sembrano tutti a favore, diciamo, della vostra operazione. C'è da dire però che Grillo non fa politica, diciamo, da politica attiva come la faceva prima all'inizio, diciamo, del Movimento 5 Stelle, ormai da anni, quindi, diciamo, è un leader posteggiato, ha avuto anche delle vicende personali, insomma, che hanno influito sulla sua nomea in qualche modo, diciamo, sulla sua notorietà. Di Paolo. Allora, io dico una cosa molto chiara che stiamo portando avanti col Presidente Conte, il Presidente lo ha ripetuto più volte. Dai quesiti che abbiamo posto alla base, io ricordo che c'è stato un processo di Costituente che è durato mesi, che noi abbiamo lanciato dopo il risultato dell'Europea. Abbiamo messo sul tavolo tutto, quindi abbiamo messo in discussione tutto per rilanciare il Movimento 5 Stelle, perché veda, mentre l'ex finto grillino dice che noi dovremmo evaporarci, noi continueremo con più forza a spingere sulla meritocrazia, perché veda, io nel 2007 non ero nel Movimento 5 Stelle, ero come molti siciliani a studiare per cercare di completare gli studi per la laurea, e nel frattempo lavoravo e cercavo di rimanere qui in Sicilia, ed è questo il messaggio che io voglio lanciare ai giovani siciliani che ci stanno ascoltando. Il Movimento 5 Stelle oggi è indipendente, popolare e progressista. Popolare perché porta avanti le istanze da sempre dei cittadini e vuole dare spazio alla meritocrazia. Chi merita, non i cantastorie, non quelli che vengono qui a raccontarvi una cosa e poi nella realtà ne fanno tutt'altro. Noi vogliamo dare spazio a tutte quelle persone, a tutti quei siciliani che oggi vedono lo stato delle cose in sanità, piuttosto che per quanto riguarda la siccità. Noi abbiamo emergenze immani e i siciliani vanno via dalla Sicilia. Il Movimento 5 Stelle oggi si vuole rivolgere a tutti quei siciliani che vogliono impegnarsi nel proprio territorio,
perché le cose si cambiano governando e amministrando i comuni, non facendosi catapultare come l'ex finto grillino in regione piuttosto che nei ministeri. Prima si cambiano i comuni, si parte dal basso, si lavora passo dopo passo e dopodiché si prova Quindi a governare la meritocrazia regione. e studio in qualche modo. Condorelli, Barresi. Il Movimento 5 Stelle adesso è quindi progressista. Cosa ne sarà del campo largo e quali saranno le prossime mosse? Allora, il Movimento 5 Stelle, appunto, da questa votazione ne esce progressista, indipendente e popolare. Perché io ci tengo a questi tre termini? Progressista perché siamo quelli che vogliamo cambiare le cose, siamo quelli che da sempre abbiamo contestato lo status quo e proposto progetti o iniziative completamente diverse rispetto a quelle che vengono portate dal governo regionale e dal governo nazionale. Indipendente perché di fatto noi spesso ci smarchiamo anche dalle votazioni che magari fanno chi si identifica progressista. Io faccio l'esempio delle ultime votazioni che ci sono state nel Parlamento europeo. Il Movimento 5 Stelle non ha votato con Fratelli d'Italia e con il centrodestra per quanto riguarda il governo che si è appena costituito, e sull'invio delle armi mi pare che noi abbiamo una posizione chiara e netta. E poi popolari perché di fatto noi ascoltiamo le istanze di chi vive ai margini della società e non soltanto raccontando quello che non va bene, perché è quel concetto che deve cambiare, ed è un lavoro che stiamo facendo col Presidente Conte da 2 anni a questa parte. Ecco perché stiamo cercando di far evolvere il Movimento 5 Stelle. Il concetto che deve cambiare è che non dobbiamo solo raccontare le cose che non vanno, ma dobbiamo proporre le soluzioni concrete per cercare di superarle queste emergenze e questi problemi. Di Paola, però diciamo, Cancelleri poco fa ha toccato proprio, ha spinto anche in maniera forte sulla questione dei fondi dello spettacolo. Dice: noi una volta, quando c'ero io, questa storia non accadeva, anzi siamo stati noi, cioè loro, quelli dei primi mandati, a smontare la tabella H. Adesso ha fatto alcuni esempi dove ci siete in mezzo anche voi. Ma guarda, allora io dico una cosa, qui si tratta di mascheramento. Il mascheramento è una cosa, come dire, che avviene in Sicilia da tempo, avviene spesso perché si cerca di far passare tutti allo stesso modo, tutti allo stesso livello. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una proposta per cercare di spostare questi fondi che, dobbiamo dirlo ai siciliani, da 7 anni vengono gestiti da Fratelli d'Italia e da quel centrodestra che l'ex grillino, anzi l'ex finto grillino sostiene, sono stati gestiti da chi in questo momento sta governando l'assessorato al turismo da 7 lunghi anni. Noi da 7 anni abbiamo cercato di incidere e stiamo cercando con tutte le forze. Io sono contento che in questo momento c'è un'accensione dei riflettori che spero non si spengano, così come è avvenuto con le auto blu, perché ricordiamoci ai siciliani, qualche mese fa c'è stato lo scandalo delle auto blu e non mi pare che nessuno, qui c'è Mario Barresi che è pure collegato, non so se Mario ha scritto che Nuccio Di Paola l'auto blu non la prende e ancora ad oggi l'auto blu non la prende, e ha proposto un regolamento per cercare di cambiare le cose, e quel regolamento ad oggi non è stato per nulla votato, così come abbiamo fatto e stiamo continuando a fare. E io sono convinto che in questa legge di stabilità, considerando anche l'accensione dei riflettori, si possano assolutamente cambiare le cose, perché noi siamo per dare dei criteri e si facciano dei bandi pubblici. Tra l'altro ci sono già le leggi, ma attenzione Luca, non facciamo passare tutte le associazioni o tutti gli enti allo stesso modo, perché io lo dico tranquillamente, da 3 anni faccio un emendamento e lo firmo, perché qua non è un discorso di maxi emendamento o altro, io firmo un emendamento per finanziare da 3 anni la Special Olympics, che è un'associazione di carattere regionale che fa inclusione sociale per tutti quei siciliani che hanno disabilità fisiche e psichiche. E questa cosa... Quindi non perché c'è l'amico suo, come diceva Cancelleri. Scusatemi, il Prego. problema è che noi abbiamo cercato di, contrariamente ad altri che magari spingevano di più sulla parte scandalistica, di sollevare, è proprio questo. L'associazione che ha sostenuto Di Paola è sicuramente meritoria, non è quella della mamma o della moglie del deputato di Fratelli d'Italia, ma il punto è che quante ce ne sono di altre
che non conoscono un Di Paola sensibile. Allora, anche qui, Mario, quindi quando però, e qua me lo dovete smentire, quando il singolo deputato del Movimento 5 Stelle nella manovra, collegato alla manovra dell'anno scorso, utilizza 300.000 euro personali di budget e ad agosto 500.000, lo farà per i fini più nobili e più meritori del mondo. Ma se noi diciamo che comunque c'è l'inciucio c'è perché voi il sistema l'avete accettato. Poi sulla destinazione finale degli emendamenti e di quei fondi, chapeau alle associazioni, tutte straordinarie, ma è il sistema, perché quante ce ne sono di quelle associazioni altrettanto meritorie che hanno la sfortuna di non conoscere nessun Di Paola? Allora, qui infatti anche qui, Mario, secondo me, sempre operazione, come dire, sono tutti uguali. Quello a cui fa riferimento Mario Barresi non è un emendamento di finanziaria, è un patrocinio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono due cose completamente diverse, Mario. E correggimi, fermati. E correggimi. Del budget di ogni singolo deputato. Tu qui hai fatto riferimento. Aspetta, fermati. Tu qua hai fatto lo stesso riferimento che ha fatto l'ex grillino finto. Che smontiamo subito. Perché quello si tratta. Un attimo. Però fammi finire, Mario. Perché quello si però Mario un attimo, si sente. Un attimo, così chiariamo, perché poi con i detti e non detti a volte in un minuto, perché devo mandare il servizio. Perché poi con i detti però fammi finire di chiarire, perché poi con i detti e non detti si fanno passare messaggi sbagliati. Un minuto, perché devo mandare un servizio. Quello a cui fa riferimento Mario Barresi, che ha scritto sul giornale e ha fatto riferimento l'ex finto grillino, non so se si sono parlati sotto questo punto di vista, fa parte di un contributo del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, un patrocinio oneroso che non c'entra niente con la finanziaria. Quindi la vostra è stata solo ed esclusivamente. Questo è un modo per eludere il punto. E ti rispondo pure alla domanda. Maggioranza opposizione. Okay. Con il budget scritto e mai smentito di 300.000 euro manovra finanziaria del 2024, 500.000 euro manovra correttiva estiva. Ogni deputato dell'opposizione ha avuto questi soldi. I soldi del budget della presidenza non c'entrano. Io non ne ho fatto riferimento, non ne ho parlato con Cancelleri, quindi le mele lasciamole rispondo perché devo mandare un servizio. Rispondo. Quello che ha scritto Mario Barresi su di me e ha riportato l'ex finto grillino qua riguardano i contributi della presidenza dell'Assemblea regionale siciliana come patrocinio oneroso, e questa è una. Per quanto riguarda il discorso dei budget a cui faceva riferimento Mario Barresi, a cui io mi sono sempre opposto, io dico a Mario Barresi: in questa finanziaria noi stiamo portando avanti una proposta seria, dopodiché non governiamo noi. Io non sono il presidente dell'Assemblea, lo vorrei essere. Potete rifiutarlo quel budget. Potete rifiutarlo, dice quel budget. Ma chi ha detto che i budget noi abbiamo preso i budget? Poi è normale che ci sono alcune proposte che finiscono all'interno del maxi emendamento, che attenzione, si è votato il maxi emendamento. Il discorso però qual è? Oggi bisogna attaccare un governo un governo regionale che per far passare una legge di stabilità ha bisogno di un maxi emendamento. Questo è quello che dobbiamo dire, perché un governo regionale di destra con un'ampia maggioranza per far passare, per far approvare la legge di stabilità qui in Sicilia con una maggioranza bulgara ha bisogno di un maxi emendamento, e questo è quello che si dovrebbe dire. Allora, non lo votate e non prendete il budget. Allora, guardate com'era il Movimento 5 Stelle prima, il meetup di Catania, guardate cosa è successo, dove siamo andati a trovarli con Simona Mazzone e il servizio di Francesco Gigante. Qui siamo davanti alla prima sede semi-ufficiale del Movimento 5, anzi del meetup Amici di Beppe Grillo di Catania, perché è così che si chiamava all'inizio.
Ora ci sono un po' di macerie, ma cosa c'era qui? Qui c'era un palazzo e nei bassi c'era una bottega, una gastronomia che il proprietario, che era un simpatizzante del movimento delle origini, ci affidò in comodato d'uso per poterla utilizzare. In quei anni ci si riuniva, si discuteva, si trattavano i temi più disparati legati sia alla politica che alle condizioni economiche e sociali del nostro paese e della nostra città. All'inizio eravamo prima 6, poi 10, poi 20, poi 50 persone, tutte persone sicuramente deluse dalla situazione politica di quel periodo. Ci eravamo candidati dopo l'esperienza degli amici di Beppe Grillo, diciamo con spirito di servizio e con la voglia di poter dare un'alternativa, però non ritenevamo onestamente di poter mettere dentro l'Assemblea regionale siciliana un folto numero di deputati e creare un gruppo parlamentare, cosa che invece accadde. Io ricordo riunioni fiume qui dentro dove si discuteva, si spaccava il capello in quattro anche sui criteri, su come votare le cose prima ancora di votare. Avevamo il più alto numero di laureati, avevamo l'età media più bassa, il più alto numero di donne senza bisogno di doppia preferenza o altre escamotage legislativi. Il problema in quel momento era la politica che non di fatto ascoltava i territori e le persone, e quindi c'era un livello anche di rabbia, devo dire, sociale abbastanza alto. Quel movimento delle origini ha permesso veramente alle persone comuni di proiettarsi nel mondo della politica e di contare. Non sono più portavoce, sono diventati onorevoli. Noi qui stiamo cercando di mettere al centro i problemi delle persone, come abbiamo sempre fatto, senza pensare al tornaconto di partito. Mi sono disiscritto dal Movimento 5 Stelle perché non credo che ci sia più una democrazia orizzontale. Ho aspettato fino ad ora, sperando ci fosse un cambiamento in positivo, ma io ho visto un cambiamento in negativo con queste votazioni. Perché non è più attrattivo neanche per quelli che sono iscritti al movimento, tant'è vero che in queste consultazioni hanno tagliato quasi 80.000 iscritti. Per quale motivo? Grillo o Conte? È una domanda difficile, perché comunque Grillo ha il merito di aver fondato questo movimento, di averlo portato dove è arrivato, e Conte a mio parere lo ha salvato dalla scomparsa dopo la scelta del governo Draghi. No, questa è una domanda che non potete farmi. Sicuramente è un momento particolare, siamo un po' destabilizzati perché chiaramente questa diatriba, che purtroppo è una diatriba, non fa bene a nessuno. No, non c'è una risposta netta su Grillo o Conte, perché Grillo sicuramente ha commesso degli errori, ma non sono, a mio avviso, non sono quella dell'ingresso nel governo Draghi, anche perché l'hanno voluto tutti. In questo momento storico, secondo me, la risposta è Grillo o Conte. Era meglio che la discutevano in altre sedi e cercavano di trovare la quadra insieme. Io sono felice di avere un pochino, ma felicemente sacrificato un po' la mia attività per una causa così. E chi non sogna è morto! No! Di Paola, questa era la piazza del Movimento 5 Stelle durante tutte le elezioni. Questo Movimento 5 Stelle non c'è più. Nel frattempo io saluto e lo vedo collegato in bassa frequenza dalla Atreju siciliana a Giardini Naxos il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Eccolo qua, che saluto. Adesso lo mettiamo in collegamento. Eccolo qua. Lo salutiamo. Vabbè, allora Di Paola risponda alla questione, poi andiamo in pubblicità. Allora, non su Galvagno. Allora dico, voi, e io dico, per me va bene, dico, voi al di là dei consiglieri comunali, Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi, che saluto, che tra l'altro alcune cose le hanno detto pure loro. Il Movimento 5 Stelle 2 anni fa, quando a un certo punto è arrivato l'avvento del presidente Conte e di Nuccio Di Paola, io ho preso un Movimento 5 Stelle che era completamente, ma anche il presidente Conte, che era completamente in agonia,
non c'erano gruppi territoriali. Non c'era più base, i portavoce erano comunque in uno stato dove avevano quasi tutti mollato. Noi abbiamo preso un Movimento 5 Stelle che, come dice Grillo e anche l'ex grillino finto, lo volevano fare evaporare. C'è un nome. Volevano chiudere il Movimento 5 Stelle che con tanti sacrifici noi abbiamo portato avanti. A un certo punto noi nel 2022 abbiamo detto noi non ci stiamo a questa cosa. Noi ci radichiamo e diamo la possibilità a tutti quei cittadini che ci credono e vogliono continuare a sognare, vede, perché c'era Grillo che sul palco diceva chi non sogna è morto, ma Grillo sta ammazzando i sogni dei siciliani, sta ammazzando i sogni di tutti quelli che sono iscritti nel Movimento 5 Stelle, perché non c'è stata nessuna diatriba tra il Presidente Conte e Grillo. Il Presidente Conte l'unica cosa che ha fatto a giugno ha detto ok, mettiamo in discussione tutto, facciamo una Costituente con un percorso che è stato super partecipato. Gli iscritti che sono stati tolti sono persone che dal regolamento, perché noi abbiamo un regolamento, dopo un anno di inattività all'interno del Movimento 5 Stelle, perché nemmeno si collegano sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle, abbiamo mandato loro l'email, volete continuare? Non hanno risposto. E allora a un certo punto, perché questo è dal regolamento, quelle persone che non vogliono più partecipare, le mettiamo da parte, diciamo ok, magari sono passati in altri partiti, come il vostro ospite che ha un nome, si chiama Giancarlo Cancelleri, non è che non può sempre far nominare. Come il vostro ospite. Dico, noi dobbiamo dare spazio a chi oggi, e diceva bene Gianina Ciancio, noi 15 anni fa abbiamo aggregato giovani, abbiamo aggregato persone che avevano voglia di lottare e avere speranza. Io voglio aggregare quelle persone con l'esperienza di chi dopo 15 anni ci vuole ancora credere in questo progetto, sulle persone che non ci vogliono più credere. E allora noi possiamo, come dire, aprire le porte, così come ha fatto il Presidente, anche a chi contesta, anche a chi fa degli attacchi duri, però poi se invece non si rema nella stessa direzione, ma si rema in un'altra direzione per poi passare in altri partiti o per utilizzare il Movimento 5 Stelle come autobus per poi essere eletti in istituzioni importanti e poi tradire il Movimento 5 Stelle, allora non c'è più spazio per queste persone. Allora, Gaetano Galvagno, onorevole Galvagno, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, lo vedo collegato. Intanto benvenuto. Allora, Presidente. Grazie. Ho qui il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e il Vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Poi c'ho Mario Barresi il mio amico Nuccio Di Paola. Benissimo. Poi c'ho Mario Barresi che ha fatto le pulci sui fondi dell'Ars e Antonio Condorelli che ha fatto altrettanto le pulci. Dopo la pubblicità riusciamo a chiudere, a prendere come minimo un impegno su questa storia della legge dei fondi degli Ars. Subito dopo la pubblicità. Pazienti qualche minuto. Anche adesso, prima della pubblicità, se vuole. No, prima la pubblicità. Noi non prendiamo fondi, quindi la pubblicità ci aiuta molto. E allora prendetevi la pubblicità. Entriamo in diretta, allora abbiamo gli ultimi 8 minuti credo d'orologio, quindi con me in studio il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, collegato dalla Atreju siciliana, che praticamente è alla vigilia di Atreju, che sarà la prossima settimana, la grande convention di Fratelli d'Italia, Europa e Mediterraneo. Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Allora, vi ho detto prima, i colleghi Antonio Condorelli e Mario Barresi, riusciamo a chiudere questo discorso dei contributi a pioggia che ha suscitato tante polemiche e caos anche all'interno del partito del Presidente Galvagno. Presidente. La domanda non ho sentito, ripetila Luca per favore. La domanda è, riusciamo a cancellarla questa tabella H mascherata? Allora, così come è già stato detto e così come ho riportato anche a una intervista di Repubblica, purtroppo ritorno, posso levarlo? Può levarlo. Non capisco niente. La soluzione secondo me è anche abbastanza semplice, l'ho riportata anche se in aula qualcuno ha osservato delle critiche, perché ritengo che quella più semplice sia quella di fare un bando pubblico e di creare un fondo. Poi ritengo che tutto possa essere modellato, possiamo decidere se i criteri debbano essere fatti con un decreto assessoriale, quindi autonomamente, oppure se il Parlamento si volesse esprimere e catalogare anche le associazioni in maniera differente, perché
permettetemi di dire, esistono diversi tipi di associazioni. Esistono delle associazioni o anche imprese che si occupano di fare concerti e che quindi talvolta sono anche attrattori di quello che può essere il fenomeno turistico. Mi viene da pensare diverse imprese siciliane che portano anche 40-50 mila persone in una città e che portano un indotto non indifferente, e chiaramente mi rivolgo a tutti gli albergatori, ristoratori, negozi di abbigliamento che magari possono avere anche un genere di beneficio. Poi esistono anche altre associazioni più piccoline che si occupano di un'altra natura di eventi, come ci sono anche delle associazioni veramente piccole che si occupano di questioni, diciamo, più spicciole. E allora, siccome io non credo che abbia qualcosa da nascondere, anzi sono abbastanza convinto, ma l'ho detto più volte anche in trasmissione da voi, ricordate anche quando c'è stato il caso del Lanci, e allora abbiamo detto ma perché non chiamiamo Lanci e facciamo qualcosa assieme. Ho apprezzato tantissimo il comunicato stampa che ha fatto Paola Menta, dove ha riconosciuto che grazie a un'interlocuzione con il Presidente dell'Assemblea e con tutte le forze politiche quest'anno c'è stato per la prima volta un fondo che è stato destinato, seppur con 2,5 milioni di euro, ma è stato certamente un inizio per cercare di andare incontro alle esigenze di tanti comuni. Allora io rimarco ancora una volta, per far sì che non ci debba essere alcun genere di dubbio, che intanto in questa manovra finanziaria non ci siano associazioni. C'è anche a dire che esistono poi delle associazioni come quella di Biagio Conte, piuttosto che associazioni che si occupano di temi assolutamente delicati che secondo me dovrebbero avere un occhio d'attenzione. Ma siccome non voglio essere io il giudice né tantomeno creare disparità tra diverse associazioni che molte hanno anche nobili scopi, io ritengo che intanto, per fermarci un secondino, accantoniamo il problema delle associazioni, mettiamo delle risorse semmai in un fondo e stabiliamo insieme quelli che possono essere i criteri. Siete qua, Galvagno, maggioranza e opposizione. Vi faccio completare. Prego. E ci auguriamo anche che qualche suggerimento possa venire proprio da voi, così da non risultare noi soggetti che fanno le cose in maniera arbitraria. Io in particolar modo sono sempre stato molto sensibile ai suggerimenti degli altri. Chiaramente poi la politica si determina per come meglio ritiene. Comunque in questa finanziaria posso dire che mi sembra molto improbabile che ci possano essere delle associazioni inserite così come nell'ultima legge di assestamento, e rimarco ancora una volta l'idea di fare un fondo e determinare insieme anche quelli che sono i criteri per poter destinare queste risorse. Presidente, mi scusi, ma resta il meccanismo togliendo le associazioni, cioè il meccanismo dell'attribuzione di un budget a chi è di maggioranza e a chi è di opposizione? No, a parte il fatto che se io vi dicessi che c'è stato, confermerei una linea. Noi, per quel che mi riguarda, ascoltiamo quelle che sono le proposte. Saranno delle valutazioni che vengono fatte, anche perché i budget che ho visto riportati anche rispetto ad alcune testate giornalistiche importanti anche a livello nazionale, mi permetto di dire che purtroppo non esistono. Posso dire che si faranno delle valutazioni, certamente sì. Ci auguriamo che la finanziaria possa dare risposte ai comuni, e ci auguriamo anche che ci possano essere dei suggerimenti validi che noi possiamo fare nostri e portarli e trasformarli in quelle che sono delle leggi. Da parte mia non mi sottrarrò al confronto. Galvagno, cambiare tutto per non cambiare niente. Un attimo, Mario, volevi chiedere qualcosa velocemente? No, senta, chi è che ha detto cambiare tutto per non cambiare niente? Io, Antonio, cambiare tutto per non cambiare niente. Se resta il meccanismo e togliamo le associazioni, diciamo che cambia la strada, ma alla fine il budget che dà origine all'inciucio tra maggioranza e opposizione resta. Sì o no? Dov'è? È saltato. È saltato. Di Paola. Allora, rispondo io a questa cosa. Io ripeto, in questa legge di stabilità il problema, ma così come nelle leggi di stabilità precedenti, non è di far passare tutti allo stesso modo. Il problema è nella maggioranza e in chi governa, perché la maggioranza è chi governa che eventualmente va a proporre delle cose all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Sono assolutamente d'accordo con il Presidente nell'andare a fare una norma dell'Assemblea, però con criteri che stabilisce l'Assemblea, per fare dei bandi aperti a tutti e per premiare gli eventuali meritevoli. Nuccio Di Paola e il Movimento 5 Stelle non chiederà mai fondi all'assessorato al turismo, questo che sia chiaro, quindi non permetterò che i fondi dall'Assemblea regionale siciliana vengano spostati all'assessorato al turismo piuttosto che ad altri assessorati, e poi si deve andare lì dall'assessore a chiedere l'importo per finanziare un'iniziativa piuttosto che un'altra. L'Assemblea regionale siciliana deve rimanere sovrana, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana devono rimanere sovrani. Ho fatto un appello a tutti i capigruppo, già
già da lunedì scriviamo insieme, o meglio, modifichiamo norme che già sono esistenti, perché ci sono già delle norme che possono essere modificate, attualizzate al 2024 e poi lì andiamo a mettere i fondi e ci sono dei criteri che possono essere restrittivi. D'accordo? Ma guarda, io credo che col Presidente sotto questo punto di vista siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché il nostro compito è quello di preservare l'autonomia e preservare la possibilità di poter incidere a tutta l'Assemblea regionale siciliana. Allora, siamo in chiusura. Ringrazio Antonio Condorelli, Mario Barresi e poi il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che è a Giardini Naxos per questa Atreo, dicevo, siciliana. Fratelli d'Italia è la sfida del governo in Sicilia. Che ride, Galvagno? No, mi fa ridere questa cosa dell'Atreo siciliano. È un evento che posso dirti, Ciliberti, è apprezzabile il fatto che ci sia un gruppo parlamentare che lontano dalle elezioni si occupi di volersi l'ho detto, perché l'8 dicembre c'è l'Atreo quella vera, penso che sia una cosa positiva. E mi fa piacere l'onestà intellettuale del mio amico onorevole Di Paola, che riconosce sia quello che è stato fatto e sia quello che si deve fare, perché nessuno vuole nascondersi dietro il dito. Vogliamo cercare di affrontare le situazioni, ma soprattutto di superare, se sono stati fatti degli errori, di sanare determinate posizioni, ma voler andare avanti convintamente rispetto a un'azione che, permettetemi, rispetto al passato, ha trovato una condivisione di tutte le forze politiche. Va bene, buona Atreo siciliana, Galvagno. Grazie Ciliberti. Scherziamo, l'aspetto in studio. Allora ringrazio Mario Barresi. Quando vuole, non la vedo come una minaccia. No, per carità, non lo è mai, insomma, siamo questi. Aspettiamo altri tuoi inviti, Posso invitare anche Cancelleri la prossima volta, se lo fa un confronto lei? No. Sempre se lo inviti con un ruolo, dico, perché a proposito, lo inviti perché è amico di Mario ed è tuo. Ciao Mario. Grazie Lucio Di Paola, grazie Antonio Condorelli. Ci vediamo la prossima settimana con una puntata che non vi posso anticipare, però sarà un'altra puntata bomba, sempre qui al Punto ogni fine settimana. Grazie, buon fine settimana a tutti.